Siamo a Martellago e abbiamo assistito al campionato veneto di orienteering, ma spieghiamo questa disciplina. Allora, l'orienteering è una disciplina sportiva nata nel secolo scorso in Scandinavia e consiste nel riuscire ad effettuare dei percorsi nell'ambiente naturale utilizzando la mappa dell'ambiente naturale stesso. I concorrenti sono chiamati a effettuare il percorso, che consiste in una serie di punti obbligatori di passaggio, e l'arrivo, il raggiungimento di questi punti è possibile leggendo accuratamente la mappa e ritrovando nell'ambiente gli elementi simbolicamente rappresentati nella mappa. A parità di correttezza del percorso vale il tempo di esecuzione per determinare una classifica. Che caratteristiche deve avere l'atleta che fa orienteering? Allora, nell'orienteering oggi ci sono varie specialità, alcune che richiedono resistenza, infatti c'è la specialità long, quindi su distanze molto lunghe. C'è anche la disciplina sprint che invece, diciamo, favorisce le persone molto rapide e naturalmente la gara consiste in un tempo abbastanza breve, un percorso abbastanza breve. In generale la persona deve avere una resistenza fisica pari a quella degli atleti che fanno la corsa podistica. Da un punto di vista tecnico, invece, la capacità di leggere la carta, di isolare nell'ambiente gli elementi che gli servono per raggiungere il proprio scopo. Quindi è un mix continuo di anticipazione, di lettura e rappresentazione mentale di quello che poi si ritrova nell'ambiente, si riconosce negli elementi naturali. Ecco, parliamo un attimo del movimento nella nostra regione, nel nostro territorio. Allora, il Veneto è una delle regioni più forti da un punto di vista agonistico e anche dal punto di vista della partecipazione come numero di concorrenti. Una persona si avvicina a questo sport soprattutto perché è affascinante l'immersione nella natura. Consideriamo che ci sono anche le gare in città, come parzialmente anche quella di stasera, però l'esplorazione, l'avventura, il non sapere il percorso che farai e scoprirlo utilizzando la mappa passo dopo passo è qualcosa di molto stimolante, quindi sicuramente è adatto a persone curiose, a persone che hanno il piacere di appunto di immergersi in un ambiente che varia, che cambia continuamente, piuttosto che ripetitivo come
può essere per altri sport. E se qualcuno volesse proprio avvicinarsi a questa disciplina, avete un sito, un indirizzo dove fare riferimento? Allora, la Federazione Nazionale ha il proprio sito, che è www.fiso.it. FISO sta per Federazione Italiana Sport Orientamento. E la FISO ha delle propagini, delle articolazioni regionali e provinciali, quindi per quanto riguarda il Veneto basta anche con un semplice motore di ricerca appunto cercare FISO Veneto, e le società nel veneziano sono 5 e hanno sede a Noale, hanno sede a Marcon, a Mestre Polisportiva Bissuola, hanno sede a Gambarare di Mira, il GS Galilei, e infine la società Orienteering Laguna Nord che opera a Cavallino, Jesolo ed Eraclea. Anche queste associazioni sono contattabili tranquillamente attraverso un motore di ricerca e hanno il loro sito. Ecco.